Giugno 2020 è quello che si è sentita rispondere una signora di Treviso quando si è rivolta al CUP per prenotare una visita all'addome, al Caffoncello, per il marito. Riguardo alla sua età, perché devono fare controlli alla prostata, e mi hanno prescritto qui a Treviso nel 2020, quando devo farlo entro 2 mesi dalla data di oggi praticamente. Nel 2020 uno che ha 83 anni, uno 76, non so se sia ancora lucido di mente a ricordarsi l'appuntamento. Un anno per un appuntamento all'ospedale di Treviso, ci spiegano i coniugi, pochi giorni invece per quello di Motta. L'ho fissato nell'alternativa che posso andare, perché non è un scherzo, ho capito, ma sono tanti chilometri. Avevano garantito che dopo i 75 anni erano obbligati di dartelo qui a Treviso. Noi, ci spiega la signora, abitiamo a 2 passi dal Caffoncello, io ho 76 anni, mio marito 83. Andare a Motta è faticoso ed impegnativo fisicamente ed economicamente. Ogni volta che mi dicono Motta mi sento pugnalare, perché vado fuori, ci sono tanti anziani che brontolano e che piangono, perché non hanno soldi, disponibilità di andare e perdono mezza giornata per andare in corriera. La 76enne poi ci segnala un altro problema che la vede interessata in prima persona. Lo scorso 7 dicembre è stata sottoposta ad un intervento all'occhio. Dopo un mese mi era stato prescritto di farmi una visita di controllo. Sono andata tante volte a sollecitare e non combino niente, siamo a giugno. La signora al momento ha solo un preappuntamento in attesa della telefonata dal CUP per fissare la data della visita. Però mi avevano garantito che entro il mese di gennaio mi chiamavano. Dobbiamo sempre reclamare, io sono stanca.